oggi noi ricordiamo, celebriamo, festeggiamo Sadia de Sa Sardegna, che la giornata storica è stata scelta dal Consiglio regionale della Sardegna a suo tempo per ricordare un momento, un episodio molto importante per la storia e per lo sviluppo della Sardegna. Era il 28 aprile del 1794 e a Cagliari, cagliaritani insorsero contro il re venuto da fuori, il re piemontese, il re Sabaldo. Era un anelito di maggiore autonomia, una richiesta di autonomia, non di indipendenza, perché in fondo alcuni nostri personaggi sardi di allora si erano recati a Torino per chiedere al re che concedesse alcune cose all'economia e alla popolazione sarda, insomma, che era piuttosto emarginata rispetto ai piemontesi, al resto del Regno di Sardegna. E il regno era il Regno di Sardegna, non era il Regno del Piemonte. La storia è andata diversamente, perché anche ci ha rimesso anche, se vogliamo, la vita anche un grande uomo dell'epoca, Gian Maria Angioи, che ha perso, tradito, è andato a Parigi, è morto, e anche l'epoca nel corso della quale il magistrato di Ossieri, Francesco Ignazio Mannu, scrisse quel bellissimo testo poetico tradotto in canto, Barones, procurate de moderare sa tirannia, ed era proprio riferito ai piemontesi. Quel canto, diciamo, è come se fosse stata la Marsigliese sarda. Quindi noi oggi abbiamo voluto ricordare Sadia de Sa Sardegna, e a questo proposito devo citare anche una cosa. Diversi circoli sardi in Italia hanno deciso di sospendere la celebrazione di questa giornata, perché per protestare per la storia della continuità territoriale. Anche lì lo sapete, noi sardi, noi e le merci sarde soffriamo del disagio del viaggio in aereo, in nave, molto costoso, spesso, insomma. Poi ci ricordiamo cosa voleva dire viaggiare una volta per la Sardegna. Bisognava raccomandarsi per avere il posto, la cabina, eccetera, eccetera. Alcuni problemi continuano ad essere presenti, quindi alcuni circoli hanno deciso di non celebrare Sadia de Sa Sardegna in segno di protesta, altri come noi ad esempio lo facciamo, l'avevamo già programmata questa giornata, e quindi oggi vi ho ricordato Sadia de Sa Sardegna, il problema della continuità territoriale. A Sadia de Sa Sardegna noi cosa abbiamo dedicato? Deus ti salve Maria. Abbiamo dedicato questa bellissima canzone religiosa della tradizione sarda, di cui parleremo con l'autore o coautore, comunque il curatore del libro, che già vi presento, è Marco Luzzu. Alzati Marco, originario del Tempio, è un etnomusicologo e antropologo. Giornata così importante, visto che è dedicata a Sadia de Sa Sardegna, che per noi è davvero un grande onore, che ama insomma profondamente la Sardegna e un po' tutti i giorni di Sadia de Sa Sardegna, però quando capita la celebrazione annuale, quest'anno come sempre il 28, ma che stiamo festeggiando qualche giorno dedicato, ha sempre, come dire, una motivazione di grande impegno e orgoglio al contempo. Quindi siamo molto felici di raccontare stasera di questa operazione editoriale. E sono anche molto felice di aver conosciuto in qualche modo, grazie al lavoro di Salvatore Bellisai, anche un po' la storia del gremio, che è veramente importante da tutti i personaggi che hanno partecipato e dato il loro contributo. Partendo proprio perché lascia intuire, venire dal circolo gremio significa entrare, come dire, dentro la passione, perché il gremio già di per sé, il suo nome, l'etimologia viene da grembo, quindi da sas intragnas, dall'interno, dalla massima protezione, cioè una relazione che è più profonda di questa e più viscerale di questa non può esistere. Quindi è molto bello, insomma, essere presenti in questo luogo per raccontare di cose che appartengono profondamente a tutti noi, cioè il patrimonio immateriale dell'isola
fatto di tante cose, come dire, che ci appartengono, che sono identificate nei luoghi anche più profondi della nostra memoria. E noi abbiamo un grande patrimonio immateriale legato al canto, quel canto della tradizione orale, una storia secolare. Ci sono molti canti che, come dire, sono uniti alla fede, alla tradizione, alla religione. Antonio Maria ha detto che io da diversi anni ho questo grande onore, da Caglia di Canti, di essere direttore organizzativo della festa di Sant'Efisio, dove lì ci sono davvero tutti quei canti popolari, Docius, Gosos, Ispregatorias, i Rosari, insomma questo grande patrimonio popolare collettivo. E allora ecco perché nasce anche il desiderio, l'esigenza di quella pregatoria, di quel canto Deus ti salve Maria, che è il canto di riferimento, è il canto che ci unisce tutti nel segno della devozione alla Madonna. Ed è un grande, come dire, anche qui possiamo parlare dell'orgoglio della relazione, perché da quando è diventato in santo il Deus ti salve Maria è diventato un po' nostro, in modo univoco per rivolgerci alla Madonna. E quindi si è sentita proprio l'esigenza di andare a scavare in questi 4 secoli di storia, di fare chiarezza, perché si è scritto molto sul Deus ti salve Maria, su questa pregatoria, si è scritto molto, abbiamo molte informazioni, ma spesso contraddittorie, alcune addirittura fuorvianti, che sono state attribuite, insomma, paternità a altri personaggi, magari estremamente autorevoli in Sardegna, ma che certamente, come vedremo, insomma, dall'analisi, dalla riflessione sulla genesi di questo lavoro, che poi invece attraverso un team di ricercatori, di studiosi, di etnomusicologi, guidati appunto dal professor Marco Luzzu, si è riusciti insomma a scavare in questi 4 secoli, recuperare tutta una serie di documentazioni e finalmente fare chiarezza in modo autorevole su quella che è appunto la pregatoria dei santi, il Deus ti salve Maria. E questo progetto dal punto di vista editoriale è estremamente affascinante, perché comincia qualche anno fa con il Non potrò riposare, dove Marco Luzzu da solo ha scavato intorno al canto d'amore della Sardegna. Questo lavoro che è stato, devo dire, anche un grande successo, sia come dire, per il gradimento, per la reazione, ma anche per il fatto che noi siamo andati in giro in Sardegna in 80 località, abbiamo fatto più di 80 presentazioni. Ecco, sulla base di questo progetto si è sentita l'esigenza proprio di scavare ancora, di andare a raccontare altri canti appunto dell'identità, i canti che sono appunto dei lavori e dei patrimoni collettivi di ciascuno di noi. E Marco Luzzu, che non solo appunto si occupa della sua attività, insomma, di docente, professore universitario, ma ha dedicato e dedica per fortuna molto tempo anche alla ricerca e ha una particolare passione, devo dire, per questi canti legati alla fede, alla religione. Sono stati tanti i lavori che ha curato in questi anni Marco Luzzu, sia appunto pubblicazioni editoriali, film, documentazioni varie. Tu hai citato l'Enciclopedia della Sardegna, che è un lavoro monumentale, è il lavoro, come dire, di riferimento per quanto riguarda il patrimonio musicale della Sardegna. Il curatore è stato proprio Marco Luzzu e ha fatto tutta una serie di indagini sulla musica e la relazione tra musica e fede, musica e religione in Sardegna, ma non solo, perché ha fatto un lavoro molto importante su questi temi a Cuba, nella Guinea equatoriale, insomma veramente tanti lavori. E quindi in questo caso ha lavorato appunto più di due anni su questo libro, e adesso finalmente andremo a fare chiarezza e vedremo come davvero si è arrivati dalla versione originaria a quella che è la nostra occasione di fede, quello che è la nostra preghiera per eccellenza, quello che è il Deus ti salve Maria. E quindi io cederei subito la parola al professor Marco. Mi sono occupato un po' di un mio antenato in qualche modo, perché Gallurese è tempiese come me ed è considerato uno dei pionieri dell'etnomusicologia in Italia, che è Gavino Gabi, che abbiamo visto che ha avuto strette relazioni
anche col gremio, e ricordava appunto di una registrazione che mi fu utile per il lavoro sul Proposo Reposare, che è la registrazione costruita dalla Discoteca di Stato di un concerto che si tenne all'Euro nel 1957, presentato proprio da Ramiro Campi e organizzato dal gremio, per cui insomma veramente grande piacere di essere qua. Cercherò di raccontarvi un po' la genesi e la ricerca che sta dietro questo lavoro su quella che è considerata la più importante preghiera o canto devozionale della nostra tradizione. Io immagino che molti di voi abbiano seguito le visite pastorali dei papi in Sardegna. L'ultima, la più recente, risale al 2013. Papa Francesco, appena nominato Papa, fece il suo primo viaggio al di fuori delle mura vaticane proprio a Cagliari, in Sardegna, a visitare la chiesa della Madonna di Bonaria, che lo metteva in connessione con la sua Buenos Aires. E magari qualcuno di voi si è accorto che durante quella che tecnicamente è la processione d'ingresso, ma in quell'occasione fu una processione di uscita, perché la liturgia, la messa si tenne nel sagrato della chiesa di Bonaria, e quindi ci fu questo corteo nel quale appunto Papa Francesco usciva dalla chiesa di Bonaria e si recava verso il sagrato, verso il piazzale. Durante quell'occasione, in quel momento, in quel momento di ingresso, era presente un coro misto formato da 220 cantori, uomini e donne, accompagnati da una decina di suonatori di launeddas che eseguirono questo brano. La vostra isola, cari amici della Sardegna, non poteva avere altra protettrice che la Madonna. Lei è la mamma, la figlia e la sposa per eccellenza. Sa mamma, figlia e sposa del suo Signore, come amate cantare. Quindi abbiamo un Papa tedesco che viene in Sardegna, che parla in sardo e che cita il testo di un canto, il testo del nostro canto. La faccenda si fa e si faceva interessante. Allora siamo andati a cercare ancora. La precedente visita con Papa in Sardegna risale al 1985, Giovanni Paolo II, e anche in quell'occasione venne cantato il Dio di San Maria. E ancora prima, nel 1970, Papa Paolo VI, e anche in quell'occasione venne intonato il Dio di San Maria. Insomma, questo canto è stata una presenza costante in tutte le visite pastorali dei pontefici avvenute in Sardegna in età moderna. E questo dato è significativo, c'è il canto che il clero ufficiale sardo sceglie di proporre da oltre 50 anni per l'occasione più importante, diciamo, della visita pastorale dei papi. Molti sardi hanno conosciuto e conoscono questo canto per questa via, cioè per ragioni di fede, di devozione, di frequentazione della chiesa e così via. C'è anche un altro modo però per arrivare a conoscere questo canto. Tantissime persone, sarde e non, hanno conosciuto il Dio di San Maria magari perché sono appassionati di cantautorato e magari perché conoscono Fabrizio De André, più importante, conosciuto dai cantautori italiani, e magari perché conoscono la vicenda che mette in connessione Fabrizio De André con la Sardegna e con un altro musicista estremamente interessante di cui parleremo meglio tra un po', che è uno statunitense. In questo arco temporale il Dio di San Maria è passato più volte dall'oralità alla scrittura. Questo per noi etnomusicologi è un aspetto fondamentale. Cosa intendo dire? A un certo punto di questa storia sia il testo, anzi prima il testo e poi la musica sono state messe per iscritti. Sono diventate appunto delle opere definite, fissate su carta. Una volta che ho fatto Reposare è consistita nella ricostruzione della discografia di quel canto,
cioè sono andato a cercare tutte le registrazioni, le incisioni in cui era presente il Napotore Rosario. A suo tempo ne avevo trovato più o meno 140 e noi abbiamo fatto con Ottavio, come raccontava lui, più o meno un'ottantina di presentazioni in giro per la Sardegna e non solo, nel quale io dicevo non potrei usare il brano di musica della Sardegna più inciso nella storia. Pensate, esistono ben 140 registrazioni. Bene, abbiamo fatto lo stesso lavoro per il Dios di San Bernardino. Abbiamo trovato la registrazione più antica, che risale al 1936, abbiamo continuato a cercare e le incisioni discografiche in cui è presente la versione di Dios di Maria sono oltre 190. Le trovate elencate tutte nelle ultime pagine dell'appendice in coda al libro. Allora, il Dios di Maria è certamente a questo punto il canto, il brano di musica della Sardegna di questa più inciso nella storia, più presente nella discografia, più mediatizzato. Ma la cosa interessante è che appunto non sono 190 registrazioni dello stesso brano fatte da 190 musicisti diversi, come accadrebbe per la musica scritta. Se voi prendete 190 registrazioni di un notturno di Chopin, la musica è sempre quella, sono gli interpreti che sono diversi che possono fare piccole variazioni. Qua non è così. Quelle sono 190 versioni diverse tra loro del Dios di San Bernardino. Quindi una creatività musicale straordinaria. Questo canto è fortemente legato alla Sardegna. Io credo che nessuno scelga di cantare, di incidere, di eseguire questo canto perché è una bella melodia e voglia di cantarlo. Decidere di cantare il Dios di San Maria significa volersi mettere in connessione con la Sardegna. Chi è sardo lo fa per esprimere attraverso la musica la propria identità, per rappresentarsi come sardo al di fuori dell'isola. I non sardi che hanno inciso e eseguito questo brano lo fanno sempre in qualche modo con la volontà di mettersi in connessione con la Sardegna per rendere omaggio all'isola, ai suoi abitanti che hanno conosciuto e così via. Da questa cosa non si sfugge, cioè Dios di Maria è eseguire, avere a che fare con Dios di Maria significa consapevolmente volersi mettere in connessione con la Sardegna. E questo aspetto appunto per noi era molto interessante. Allora io vi sto sempre parlando al plurale, perché come è stato detto io, se il libro sullo potrei portare è una monografia che ho realizzato da solo, in realtà in questo caso io sono il curatore del volume, ho curato alcune parti della ricerca, ho scritto alcune parti del libro, ma in realtà ho coordinato un gruppo, un'equipe di ricerca che vedete qui alle mie spalle. Sono studiosi, tanto sono dei cari amici, sono dei colleghi, sono studiosi, la maggior parte dei quali ha un background, una formazione di base da etnomusicologo come me, però tra loro c'è chi è più esperto nella ricerca storica d'archivio, chi è più esperto di popular music, chi si occupa di polifonia. Forse l'unica eccezione è Roberto Caria, Don Roberto Caria, che è docente di teologia alla Pontificia Facoltà Teologica di Cagliari, un sacerdote, e che ha scritto un bellissimo articolo all'interno del libro nel quale fa un'interpretazione del contenuto del testo dal punto di vista teologico. Poi forse c'è una data simbolica dalla quale si può partire, che è una data che ci pone appunto, ci colloca in un periodo nel quale diciamo si creano le condizioni per la nascita poi di questo canto. La data è il 1542. Il 1542 è l'anno in cui Papa Paolo III convoca il Concilio di Trento. Il Concilio di Trento, sapete, è il concilio della Controriforma, cioè quel concilio nel quale la Chiesa cattolica romana si organizza e si attrezza per reagire alla riforma di Martino Lutero, la riforma di Lutero. Quindi ci sarà questa grande scissione che porterà a una spaccatura del cristianesimo europeo in due parti, una scissione che ci portiamo avanti ancora oggi con i protestanti da una parte appunto, e i cattolici e i cristiani dall'altra. Col Concilio di Trento la Chiesa di Roma si organizza per reagire alla riforma luterana e lo fa con l'esigenza di riportare le verità di fede, di portare la corretta dottrina tra il popolo. Col Concilio di Trento nasce un'imponente direi azione pastorale che viene portata a tutti i livelli da tutti i rappresentanti del clero per appunto rievangelizzare forse è troppo, ma riportare la dottrina, la verità di fede a tutti i livelli della popolazione, partendo dai bambini, dai più umili, appunto dagli stati più semplici della popolazione. In questa azione sono particolarmente attivi i gesuiti. La compagnia di Gesù,
che era stata fondata da Ignazio da Loyola proprio in quegli anni, avrà un ruolo importantissimo negli esiti a cui porterà la Controriforma. I gesuiti fondano e gestiscono collegi, università, seminari, le due università sarde, le università sarde nascono come centri gesuitici, seminari, organizzano le missioni popolari e per la loro azione pastorale fanno una cosa estremamente interessante, cioè ricorrono spesso ai catechismi e alle dottrine inversi. Cioè i gesuiti utilizzano la poesia e molto spesso la poesia cantata come strumento per portare le verità di fede tra il popolo, tra le persone appunto più umili, spesso tra gli illetterati. In questo contesto, a livello nazionale, agisce un predicatore gesuita estremamente importante che è stato padre Innocenzio Innocenzi. A padre Innocenzi viene attribuita una dottrina cristiana spiegata in versi. È un testo che ha avuto un enorme successo, che è stato ristampato per diversi secoli in innumerevoli copie. Questo che vedete scorrere alle mie spalle è il frontespizio di una delle edizioni più antiche che abbiamo trovato. Da quell'opera di Bonaventura Alighieri provengono testi come Cagliate con Creaturas, come Sette Spada del Dolores, come Non mi llameras Maria. Allora, Bonaventura Alighieri è stata una figura fondamentale. Qualcuno per vedere ha scritto che Bonaventura Alighieri aveva composto il Deus di Salve Maria. I documenti ci dimostrano benissimo che non è così. Insomma, la prima fonte che abbiamo trovato è dal 1797, quindi siamo alla fine del Settecento, e appunto c'è la traduzione in campiale, le due principali varietà linguistiche. Tutti noi l'abbiamo chiamiamo questa preghiera, questo canto l'Ave Maria Santa. Io stesso scelgo nel sottotitolo di appunto indicare l'Ave Maria Santa, forse in maniera provocatoria, cioè per poi decostruire questa idea nel libro. È legata anche al fatto che tantissimi musicisti, di quelli che poi le uccideranno, penso a Maria Carta, intitoleranno il brano non Deus di Salve Maria, ma Ave Maria. Quindi questa cosa genera una serie di confusioni. In realtà sono due testi ben distinti. Abbiamo detto che la nostra Deus di Salve Maria, quella di cui parliamo oggi, di cui parla il libro, è la traduzione in sardo di una parafrasi dell'Ave Maria fatta da padre Innocenzio Innocenzi. Quel modo in cui viene cantato in Sardegna appunto rientra in una categoria che è quella delle pregatorias tecnicamente. Esiste l'Ave Maria sarda vera, certo che esiste, cioè esiste una traduzione in lingua sarda della preghiera, non della parafrasi che ne ha fatto padre Innocenzio, ma della preghiera dell'Ave Maria. È una traduzione ben precedente rispetto a quella di Innocenzio Innocenzi e ve ne mostro una delle fonti più antiche, ma sono una delle fonti antiche di cui parliamo nel libro. In questo caso siamo nel 1611, quindi siamo 50 anni prima che padre Innocenzi scrivesse in italiano la sua parafrasi, e questo è il canonico Martin Carrillo, che dalla penisola iberica si reca in Spagna e invia appunto nel 1611 una relazione a Filippo III di Spagna, nel quale racconta del suo viaggio nell'isola e tra le varie cose racconta che i sardi sono molto devoti e riporta in questa relazione le traduzioni in sardo delle preghiere più importanti. Quindi la Teresa non fa ancora la scrittrice, ma qua fa proprio la etnografa, la ricercatrice delle lezioni popolari. E in questi saggi racconta degli usi e dei costumi di Nuoro e a un certo punto racconta anche degli usi musicali e degli usi religiosi e scrive, io poi ho riportato solo un breve estratto, ma vi leggo la citazione, dice: al cominciare della messa un uomo e una donna intorno al rosario, dicendo la metà di una Ave Maria in dialetto secondo me. Il popolo risponde all'altra metà per tutta la mostra. Dopo si canta il Kyrie nella stessa guisa, cioè nella stessa maniera, sempre con i cori alternati. E dopo il Kyrie la Salve Regina, poi l'offerimento rituale tradotto in dialetto, e anche in dialetto il Dio sia benedetto e il Dio ti salvi Maria. La Dell'Età ci sta dicendo che a Nuoro alla fine dell'Ottocento si cantano sia l'Ave Maria del Rosario, per la modalità che conosciamo ancora oggi, e con gli alterni, sia il Dio ti salvi Maria. Qui è interessante un aspetto, Marco. Sì, ci sta l'applauso. Sull'aspetto testuale che ho visto, ho fatto approfondimento e finalmente ho visto le origini, le documentazioni più antiche e le testimonianze di così autorevoli, come ha detto lì. Grazie Benedetta. Ma c'è un passaggio che è interessante perché Grazie Benedetta dice:
si canta il Deus ti salve Maria. E lì allora mi viene subito in mente, ma come si canta il Deus ti salve Maria? Cioè come nasce questo componimento musicale? Da dove arriva, qual è la sua origine e come si è diffuso? Cominciamo da qui. Sì, questo avete visto, cioè, non è che ho saltato delle parti, i primi decenni del Novecento, e anche qua abbiamo una data simbolo che è fondamentale per la diffusione di questo canto. La data è il 1927, Sacri Concentus. E quindi tutti i seminaristi avevano questo libro nel quale erano presenti appunto i canti che imparavano durante le lezioni di musica, ma che poi eseguivano durante i momenti di preghiera. Ora, quelli, siamo negli anni 20, sono anni non facili, sono anni nei quali la lingua, sono anche gli anni del fascismo, sono gli anni nei quali la lingua e la cultura sarda non trovano spazio nei contesti dell'ufficialità, sia diciamo del potere temporale che del potere religioso. Io ho fatto qua iniziamo ad andare nella parte della ricerca di cui mi sono occupato più io, facendo un lavoro etnografico, ho intervistato, ho incontrato diversi sacerdoti che hanno frequentato Cuglieri negli anni 40-50 e ci dicevano che era assolutamente proibito parlare in sardo nel seminario. E il Sacri Concentus rende conto di questa cosa qui. Nel Sacri Concentus, il libro che i seminaristi usavano per imparare a cantare, sono presenti solo e soltanto canti in latino e in italiano. C'è una e una sola eccezione, che è proprio lei, il Deus ti salve Maria. Questa è appunto come la troviamo stampata nel Sacri Concentus, una delle edizioni più antiche. Vedete che abbiamo il testo, le 6 strofe che vi ho detto prima, tradotte in sardo logudorese, e per la prima volta abbiamo una partitura con una notazione musicale sia della melodia principale e poi, come notate sotto, anche addirittura di un'armonizzazione a 3 voci in questo caso, quindi segno del fatto che a Cuglieri veniva eseguita in coro, cioè veniva cantata. Il Sacro Concetto sarà fondamentale, cioè tutti i sacerdoti sardi che si formano a Cuglieri eseguono questo canto, molti di quelli che completano il percorso di studi vengono ordinati sacerdoti e molti di questi vengono mandati in tutte le parrocchie dell'isola, da nord a sud, molti di questi si portano appresso il loro Sacri Concentus e insegnano ai loro parrocchiani i canti che avevano imparato a Cuglieri. E questo sarà uno straordinario volano per la diffusione di questo canto in questa versione qua. Ma non sarà l'unico, c'è un altro molto interessante che abbiamo trovato per caso in un'altra ricerca che devo dire ci ha molto colpito e sarà immagino interessante anche per voi. Questi sono 3 esemplari di cartoline postali che venivano stampate a Cuglieri a partire dagli anni, la più antica che abbiamo trovato, che è questa a sinistra, è del 29, cioè che ha viaggiato nel 29, non sappiamo da quando le stampassero. Vedete, sono 3 esemplari diversi, sono simili tra loro. In 2 di queste c'è una foto panoramica dell'edificio del seminario di Cuglieri, in tutte e 3 c'è raffigurata alla statua il simulacro della Madonna di Bonaria di Cagliari e in tutte e 3 c'è il testo nelle 6 strofe di Guadalupe Lorenzo e la partitura musicale. A voler vedere bene perché interessi musicologici noi lo facciamo, in realtà quelle sono 3 armonizzazioni diverse, segno del fatto che questo canto era vivo a Cuglieri e i 2 docenti di musica, Padre Gamba e Padre Boschi, continuavano a elaborare questo canto, a fare nuove versioni, insomma il segno di un canto vivo, vissuto. Ecco, i Sacri Concentus, nelle mani dei sacerdoti che vanno in giro per tutta l'isola e le cartoline postali contribuiranno in maniera significativa a partire dagli anni 30 a far circolare questo canto, ma a farlo circolare con questa melodia, cioè quello che io nel libro definisco come il modello cuglieritano, cioè la mia idea è che a Cuglieri si afferma e si impone un modello, per la prima volta quella melodia viene scritta su carta e qua non c'è da sgarrare, cioè, devi cantare con quelle parole e con quella melodia, è scritto così. Ecco, a Cuglieri si afferma un modello che si diffonderà poi in tutta l'isola. Già 2 voci.
riesca a creare una diffusione capillare, cioè attraverso la formazione dei sacerdoti, Sacro Concetto, hai detto, tutte le parrocchie, le chiese, gli orfanotrofi, dove esiste insomma una trazione da sì con il clero, che allora spesso gestiva appunto questi tipi di istituti e istituzioni. Però con le cartoline postali, un'altra grande diffusione. Però non basta, tanto è vero che tu nel sottotitolo metti l'Ave Maria Santa tra devozione, identità e popular music, e tu stesso hai detto che questo lavoro, questo diventa poi canto, quindi assume anche un altro livello, cioè quello un po' artistico, entra finalmente in un circuito nuovo, cioè quello della popular music, e a quel punto che proprio forse entra anche in altri ambiti che esulano da quello delle istituzioni religiose, e lì forse si forma la diffusione più capillare, no? Le prime citine sono del 1966. È interessante capire cosa succede nel primo quinquennio dal 66 al 71. In quei 5 anni sono tanti i dischi che vengono prodotti e si inizia a identificare una distinzione dal punto di vista della modalità esecutiva, cioè quando sono le donne a incidere il Diocesi Ave Maria, quello è un canto monodico, eseguito dalla donna come cantante solista. Quando invece gli interpreti sono uomini, quello è un canto polifonico. E questa distinzione di modalità esecutive si osserva benissimo appunto guardando i dischi di quei primi 5 anni. Le donne che incidono sono 3. Sono Maria Teresa Cao, originaria di Ozieri, una figura interessantissima di proto-cantautrice. In realtà lei inizia nel mondo del cantachitarra, però poi a un certo punto inizierà a comporre dei brani originali, a inciderli appunto sul disco a partire dal 66 e quindi è una figura di proto-cantautrice in lingua sarda. Poi abbiamo Maria Teresa Pulciolu, che invece opera qui a Roma e si afferma nel mondo del folk music revival, appunto negli anni 60, un folk music revival strettamente connesso alle istanze di lotta politica della sinistra, ma anche al mondo del teatro. Maria Teresa Pulciolu prenderà parte allo spettacolo Bella Ciao, quella foto e ritratto proprio con Giovanna Marini, lei giovanissima, e con Giovanna Marini e con Dario Fo, quindi entra in quel circuito lì. E poi c'è Maria Carta, che inciderà invece in Diocesi Maria nel 71. Quindi sono queste 3 donne che incidono per la prima volta il Diocesi Maria. E io mi soffermerei un attimo su Maria Carta. Maria Carta, anche lei come Maria Teresa Cao, inizia la sua carriera, anzi ecco, se vogliamo trovare una connessione, tutte le biografie di Maria Carta ci dicono che lei cantò per la prima volta in pubblico a 8 anni in chiesa al suo paese Assisi. Quindi questo rapporto con la musica da chiesa, la musica che si sentiva in parrocchia è fondamentale. Ma Maria Carta è stata socia del circo per tanti anni. Abbiamo visto anche l'immagine. Lei ovviamente si trasferì a Roma, fu consigliere comunale a Roma, eletti nelle file del PCismo, una figura fondamentale. Maria Carta incide per la prima volta nel 71 inizia, non l'abbiamo citato, incide un disco con un'etichetta regionale che si intitola Sardegna Canta, da cui viene preso poi il nome della celebre trasmissione che poi aveva condotto per diversi anni, decenni, possiamo dire. Nello stesso anno Maria Carta fa il salto a livello nazionale, incide per l'RCA, una delle più importanti etichette italiane, Paradiso in Re, che è un album doppio, molto bello, nel quale lei ancora si accompagnava con la chitarra sarda tradizionale, cioè si faceva accompagnare da Aldo Cavizza con la chitarra sarda, e in quel doppio disco ci sono solo brani per voce e chitarra sarda, tranne uno che è il Diocesi Ave Maria, che è accompagnato con l'organo. Quindi il brano viene inciso nel 71, ma diventerà celebre qualche anno più tardi, perché nel 1974 Maria Carta partecipa a Canzonissime. Faccio sentire la prima strofa della versione del coro di muro, quindi quella del disco arancione. La curiosità qual è? Quella di capire, ma conosciamo delle versioni che esulano totalmente, cioè che non sono manco delle rielaborazioni, ma proprio sono strutture musicali, melodie completamente diverse da quelle del modello di Curie? Sì, diciamo che
Il tema è molto pertinente, cioè immaginare una Sardegna del Settecento, dove sappiamo che i canti viene eseguito, in cui in tutti i paesi si cantasse quel testo esattamente con la stessa melodia, è poco realistico. E per questa ragione io propongo l'ipotesi del modello cugliaritano, cioè che a Cugliari viene scritto, lì si impone un modello, cioè si sceglie uno dei possibili modi per cantarlo e quello diventerà quello dominante perché viene scritto, perché richiede il potere di fondo e così via. Allora la questione è: abbiamo tracce di altre melodie con le quali si può intonare questo testo? Devo dire che questa è la domanda, è stata anche una parte di cui mi sono occupato personalmente della ricerca, è stata anche la parte più divertente, devo dire, cioè andare alla caccia a scovare profili intonativi per eseguire questo testo diversi da quelli di Cugliari. Ne esistono, nel libro ne presento diversi, di diversi abbiamo le registrazioni che si trovano o nel CD allegato oppure nei QR code. Il libro ha un CD con 16 tracce allegate, ma poi ci sono 21 QR code, questi codici che ormai conosciamo tutti, sono quelli del Green Pass per capirci, per cui puntando col telefonino si può accedere a altre 21 registrazioni. Vi racconto di una di queste versioni, io dico, che sfuggono al modello cugliaritano. Siamo nel 1967, la discoteca di Stato di Roma, fondata a suo tempo da Capito Gabeli, che fu il primo direttore, commissiona a Diego Carpitella e a Clara Gallini. Diego Carpitella, padre dell'etnomusicologia italiana, etnomusicologo. Clara Gallini, antropologa, allieva di Ernesto De Martino, che lavorava a Cagliari, conosciuta in Sardegna perché è colei che ha fatto gli studi più importanti sul rituale dell'Argio. La discoteca di Stato di Roma commissiona a questi due importanti studiosi una campagna di documentazione, di registrazione, di documenti sonori incentrata sulla ricerca di formule magico-rituali, scongiuri, preghiere contro il malocchio, quelli che si chiamano bregus in sardo. Carpitella e la Gallini partono con la loro registrazione, arrivano in Sardegna, fanno un bel giro e a un certo punto arrivano a Mamogliata, dove incontrano zia Michela Greco. E questo disco viene autoprodotto dai Scantores. Nel 76 provano a venderlo da soli, eccetera. Il disco ha un discreto successo. A un certo punto riescono ad avere una distribuzione con la Ricordi, con un distributore nazionale. Il disco tutto sommato vende e l'anno successivo, nel 77, la Ricordi lo ripubblica col suo marchio e continua a farlo appunto girare a livello nazionale. A questo punto vi introduco l'ultimo disco, che è questo qua, che immagino conosciate tutti. Questa è la copertina. Questa è la copertina originale, non c'è scritto niente in copertina. Questo è il 10° album in studio di Fabrizio De André. Nella discografia ufficiale si intitola Fabrizio De André, ma tutti lo conoscono come l'Indiano, perché appunto la copertina raffigura un dettaglio di un dipinto nel quale è appunto raffigurato un nativo americano. E questo disco sarà arrangiato da Mark Ellis, il musicista che abbiamo visto prima. Mark Ellis arriva in Italia nei primi anni 70, è uno statunitense, è un pianista e ma è un arrangiatore e instaurano un bel rapporto con la Sardegna. Ci siamo sentiti diverse volte con Mark Ellis. Lui mi ha raccontato che nei primi anni 70 suonava con un gruppo che si chiamava Napoli Centrale. Si trovavano qui a Roma a incidere un disco e fecero varie sessioni di registrazione. Finito la giornata di registrazione in studio, la sera andarono in una tratteria, in un'osteria qui a Roma a cenare, e in questa osteria nell'angolo era presente un televisore dal quale a un certo punto trasmettono un canto a tenore. E Marco si dice: ma che cos'è questa musica? Non ho mai sentito niente di simile. Gli altri del gruppo dicono: no, ma quella è musica sarda. Finisce la cena, l'indomani va al negozio dischi Ricordi di Roma. Il racconto è bellissimo, poi lui racconta con passione. Entra, c'è un commesso mezzo sganito, mezzo svogliato, mi dice: sì, ma avete qualche disco sardo? Ma sì, forse c'è qualcosa lì in fondo. Riguardo il Dio di Salve Maria, invece siamo fermati, siamo alla 32esima presentazione, ma ci siamo dovuti fermare perché per il Covid, per tutte queste vicende. Però insomma contiamo di raccontarlo e speriamo che possa essere soprattutto letto, perché il senso insomma della pubblicazione di un libro è proprio quello, cioè quando si chiude il cerchio, quando qualcuno lo acquista e lo legge, diventa veramente importante, ha significato tutto questo.
tutto questo lavoro. Dicevo una scommessa perché insomma oggi siamo più che mai nell'era digitale, oggi tutto si fruisce in modo liquido e i CD quasi non esistono più, si ascoltano le tracce sulla pennina, si leggono i libri spesso dal tablet. A noi piaceva l'idea invece di fare un supporto fisico, cartaceo e col CD, quindi insomma siamo felici di averlo raccontato qui a Roma, nel vostro circolo, in questa giornata così importante, per cui sono davvero molto grato ad Antonio Maria Masia. Grazie, grazie. Io nel rendere il microfono ad Antonio Maria voglio ringraziare tutti voi, quindi no, sono felice perché chi lo leggerà intanto avrà la possibilità di immergersi dentro un mondo straordinario e, come dire, è nella propria appartenenza, perché sono sicuro che ciascuno di noi in una di queste pagine ci si ritroverà, perché comunque lo ha cantato o pregato. Per cui grazie davvero, grazie di cuore, e ti restituisco microfono e serata. Buona serata a tutti. Allora, siamo noi il gremio, i soci e gli amici del gremio, a ringraziarvi veramente, perché sì, Marco, a te, a Salvatore Belisai, che è lui che ci propone attento a questa presentazione che veramente abbiamo dovuto rinviare tante volte. Quindi oggi veramente siamo felici, lieti e anche soddisfatti, perché siccome questo canto che tu nel libro non vuoi chiamare popolare, è vero, no? Questo canto è dentro di noi, è dentro i sardi. Adesso che il primo che l'ha scritto in italiano, poi sia stato tradotto, non importa, però è dentro la nostra, è dentro il nostro DNA, insomma. Nasciamo cantando questa canzone. Praticamente delle 3 canzoni più importanti, Sacro, che abbiamo detto, Barones, Non Poto Reposare, Salve Maria. Salve Maria comprende tutto, anche i non religiosi. Il libro è molto bello ed è degno di essere presente nelle nostre librerie, perché c'è poi questo particolare tecnico che ti dà la possibilità col cellulare, inquadrando quel codice, queste diavolerie tecniche moderne, e tu ascolti immediatamente la traccia della Grey Goo, di Maria Carta e così via. Quindi questo è importante, oltre il CD che ha poi tutte quelle tracce, quindi veramente un bel libro da avere. Allora vi invito anch'io a acquistarlo con uno sconto, dice Ivan, pronto, e a farvelo dedicare da